Gentili telespettatori, buongiorno, ben trovati ad una nuova puntata in diretta in compagnia di Ore 13. Quest'oggi parliamo di agricoltura sostenibile, ovvero un'agricoltura rispettosa delle risorse naturali ma anche dei produttori. Un concetto, quello di agricoltura sostenibile, che è davvero molto importante e che dovrebbe essere applicato, oggi vedremo in che modo si potrebbe realizzare, su larga scala. Si eviterebbe così il degrado, l'impoverimento del suolo, l'inquinamento delle acque, insomma. Oggi noi però partiamo dal Veneto, più precisamente anche da Treviso, con la prima giornata della sostenibilità, e ve ne parleremo nel corso della puntata di oggi, che trascorreremo insieme, e insieme anche ai miei ospiti, che vi presento subito. In studio con me c'è Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso, ben trovato. Buongiorno a tutti. Ho il piacere di avere in studio anche Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, ben trovato direttore. E Giuseppe Pan, assessore all'agricoltura della Regione Veneto. Ben trovato. Buongiorno a lei. Allora, io parto proprio da lei, Polegato, perché proprio, se non sbaglio, il 14 giugno del 2018, esattamente un anno fa, ha preso le redini della Coldiretti Treviso. Vorrei che ci facesse un po' un bilancio di questo suo primo anno di presidenza. Beh, intanto posso dire che è una bellissima esperienza che mi sta anche arricchendo, diciamo, anche come persona, perché ho comunque a che fare con un mondo che è variegato, con tanti comparti dell'agricoltura trevigiana, che è ricca sicuramente di prodotti eccelsi. E non a caso domani appunto cade questo anno, dove appunto ci avevamo preso questo impegno anche come Consiglio di dare delle risposte in primis ai nostri associati, ma soprattutto ai cittadini trevigiani, per far capire com'è la situazione oggi dal punto di vista ambientale su Treviso. E questa è proprio la giornata che vuole almeno fare un po' di chiarezza, dare dei segnali positivi dove è possibile di quella che è realmente la situazione oggi, di quella che è appunto la situazione ambientale di Treviso. Ecco, appunto oggi parliamo di agricoltura sostenibile. A proposito di questo, Coldiretti Treviso insieme a 20 enti ha creato un dossier proprio sulla sostenibilità, come detto fortemente voluto da Coldiretti. Che cosa dice questo dossier? Come mai avete pensato a questa iniziativa? Abbiamo redatto questo dossier grazie appunto alla collaborazione in primis dell'ASL di Treviso, appunto con il dottor Benazzi, che ci ha messo a disposizione dei professionisti molto preparati in materia, e l'ARPAF anche di Treviso e la Regione Veneto. E sarà un dossier che fa un po' una fotografia di quello che è lo stato attuale del territorio, perciò acqua, aria e suolo, diciamo, di quello che sono poi i valori, se rientrano o meno in valori, diciamo, che rispettino un po' quelli che sono, diciamo, certo, i valori reali. Perciò sarà sicuramente dei dati che ci si augura tranquillizzino la popolazione, perché comunque rientreranno naturalmente in quelli che sono nel rispetto dell'ambiente questi valori, e perciò credo siano assolutamente da far divulgare e da far conoscere il più possibile ai tanti che vivono in un territorio ormai ricco non solo di viticoltura ma comunque di agricoltura in generale. E dunque venerdì 14 presenterete questo dossier, no? Sì, domani mattina all'Aula Magna di Conegliano, al Cerletti, verranno presentati questi dati scientifici che sono frutto appunto di un anno di lavoro, e ripeto, sono dati assolutamente attendibili, anche recenti, chiaramente non sono dati di qualche anno fa, ma portano attuali fino al 2018, appunto, perciò ripeto, danno una fotografia di quello che è lo stato attuale del nostro territorio. Benazzi, anche l'ULSS fa parte del comitato scientifico che ha portato appunto a redigere questo dossier, giusto? Sì, giusto, anzi siamo contenti che il Presidente e il Direttore di Coldiretti Treviso ci abbia coinvolto in questo bellissimo progetto. Perché noi che dobbiamo garantire la salute e verificare che la salute dei cittadini
sia ovviamente salvaguardata in toto. Siamo stati contenti quando ci hanno chiamato a questo tavolo, abbiamo aderito quindi cercando di portare ovviamente il nostro contributo, soprattutto nel termine di epidemiologico, col dottor Ramigni che fa parte, e dal punto di vista scientifico invece più stretto col dottor Cinquetti. E quello che serve a noi a capire è questo: non è che il singolo episodio che si può creare sia significativo, noi dobbiamo fare un'indagine epidemiologica che quindi va almeno di 5 anni e verificare se rispetto a delle situazioni di possibili inquinamenti si siano creati aumenti di patologie correlate a questi inquinamenti. Questo lavoro è stato fatto e noi avevamo già dei dati, ci siamo confrontati e quindi siamo giunti a delle conclusioni che effettivamente il nostro territorio è un territorio in salute. Quindi un territorio in salute, quello sì, guardi, se posso dare 2 dati solo senza entrare nel merito delle sostanze che in base alla classificazione IARC più o meno cancerogene o non cancerogene, quello che conta per noi è l'epidemiologia. Allora, oltre ovviamente anche la salvaguardia, quindi cercare ovviamente di fare in modo che si usino i prodotti che non hanno una classificazione importante come cancerogeno, ma noi abbiamo fatto uno studio che parte lontano dal 2005 e arriva sostanzialmente al 2015-2016 e diciamo nell'area cosiddetta del Prosecco, dove ci sono 15 comuni dell'area Prosecco di OCG, ex sul 7 distretto di Pieve di Soligo, possiamo dire, lo dico perché anche come rassicurazione per la popolazione, ma anche come dire, sono contento che effettivamente ci sia questa situazione, che fa dire che chi è in un'area tipo Pedemontano, comunque fuori dalle grandi pianure, sicuramente vive meglio rispetto a chi è in mezzo al traffico o al PM10. Per dare dei dati, noi abbiamo un'incidenza di tumori, ecco, che è ogni 100.000 abitanti, che per quanto riguarda il Veneto è di 500 casi per 100.000 abitanti e nell'area del Prosecco di 430 in questi anni, varia tra 400 e 430 per quanto uomini. Per quanto riguarda le donne, stessa cosa, il Veneto ha per esempio un'incidenza di 370 ogni 100.000 abitanti, la provincia di Treviso intorno ai 3,30 e invece l'area del Prosecco ha un'incidenza di 300 donne colpite ogni 100.000 abitanti. Quindi un numero inferiore. Quindi un numero inferiore che fa pensare che per fortuna non si sono create situazioni a rischio, ma che la gente che vive in quei territori, sarà per l'aria, per il circolo dell'aria, sarà per una serie di situazioni ambientali, però vive meglio e muore meno di tumore. Assessore Pan, abbiamo citato un'area che è sicuramente rappresentativa, no, del territorio trevigiano, ma direi del territorio regionale, un'area che è molto importante e ci rende riconoscibili in tutto il mondo. Beh, certo è l'area della nostra DOCG che è importante, della Valdobbiadene, Conegliano, eccetera, quindi è un'area che è evocata alla viticoltura da sempre, dove si fa quella che noi chiamiamo la viticoltura tradizionale eroica, quella dei terrazzamenti, dell'area delle colline appunto che stanno diventando patrimonio dell'UNESCO, e per cui anche per tutto il territorio non solo trevigiano, ma è un riconoscimento che va in tutta la viticoltura regionale, che ricordo una viticoltura importante. Noi abbiamo attualmente in Veneto 100.000 ettari di vigneto piantati, siamo la prima regione produttrice di uva e di vino col 35%, abbiamo più di 30.000 tra cantine e operatori, una comunque filiera che sta dando una grande economia alla nostra regione da tutti i punti di vista, quindi è una filiera che ha più di 30.000 dipendenti e che dà solo di export 2 miliardi e 200 milioni. Lo ricordo sempre, ma lo dice sempre il nostro Presidente Zaia, noi siamo la 4ª nazione al mondo per export di vino e quindi il Prosecco, che è poi gran parte trevigiano, ma poi è naturalmente sulle 9 province, da più di 600 milioni di bottiglie esportate, quindi una grande ricchezza che è anche una ricchezza popolare, perché la vite, al di là di quello che pensano chi
chi pro, chi contro, perché poi la monocoltura, perché poi magari nella provincia di Treviso è praticamente è la provincia più vitata in assoluto del Veneto, ma è popolare perché dà un'economia importante a tante famiglie. Ricordo che l'estensione media non arriva neanche a 3 ettari, per cui è una ricchezza che è diffusa nelle nostre famiglie venete e trevigiane in particolare, quindi bisogna anche avere rispetto di chi lavora e di chi fa fatica a andare a tenere quelle colline pulite e darci questo bel paesaggio. Quindi io lo dico anche in molti convegni, perché incontro comitati, incontro cittadini che vedono magari l'agricoltore che lavora, che fa certi tipi di trattamenti. Gli agricoltori non sono dei criminali, non è che si divertano ad andare in giro per i vigneti a buttare la chimica per avvelenare la gente, per avvelenare il popolo. Sono degli imprenditori coscienti, fanno dei corsi di preparazione, hanno dei patentini per i fitofarmaci che sono controllati dalle nostre strutture e naturalmente adoperano queste sostanze solo quando ce n'è bisogno, anche perché costano molto e quindi non è che si buttano in giro così. È chiaro che noi stiamo parlando di sostenibilità, ma la sostenibilità sono tante cose. La sostenibilità è quella economica che ho appena detto, cioè significa che si riversa al territorio un'economia e un lavoro importante, perché se leviamo via tutto il vigneto nella provincia di Treviso voglio vedere quanti poi piangono perché non trovano lavoro. 2, sostenibilità ambientale, i dati ci sono, c'è un rispetto sia dell'agricoltore ma anche in generale di chi lavora in questo settore per l'ambiente, al di là di quello che magari tanti media o comitati eccetera possono dire, e c'è una sostenibilità che va anche dal punto di vista, chiamiamolo così, economico, ambientale e sociale, che significa che c'è un ritorno per tutti di questo effetto. Arrivando alla sostenibilità ambientale, noi come Regione abbiamo promosso un tavolo della sostenibilità che abbiamo coinvolto le maggiori strutture di ricerca, dall'Università di Padova, che poi ha sede a Conegliano, quella di Verona, il CREA, abbiamo tutti quelli che poi saranno al convegno, e fa piacere che il Presidente Polegato l'abbia promosso, perché è giusto che lo promuoviamo, ma abbiamo i maggiori esperti della sostenibilità che stanno lavorando su questo settore, che significa comunque portare sempre di più la ricerca verso naturalmente il minor uso della chimica, quindi stiamo riscoprendo le viti resistenti, stiamo lavorando sulla cisgenetica, stiamo lavorando sulla meccanizzazione e abbiamo investito milioni sulla meccanizzazione, sul ricambio delle macchine a recupero e su tutto quello che va comunque a confortare la popolazione. Quindi insomma la Regione è attiva da questo punto di vista, perché appunto anche a livello regionale è nato un comitato, un tavolo sulla sostenibilità declinato però sulla viticoltura, ma poi anche nell'agricoltura generale. Tra l'altro noi stiamo mettendo giù anche, e capisco i sindaci che si trovano magari in situazioni in cui comunque l'agricoltura, la viticoltura, ma anche l'agricoltura generale lavora vicino alle abitazioni, perché noi purtroppo abbiamo avuto un'urbanizzazione che non è stata come in alcuni stati europei in cui ci sono i paesi distanti dalle zone agricole. Noi abbiamo case e capannoni che sono stati costruiti in mezzo alle zone agricole, quindi quando magari qualcuno se la prende con l'agricoltore che va a versare il liquame e il letame sui campi perché fa un po' di odore, cioè, dobbiamo capire che comunque noi stiamo buttando sostanza organica, non stiamo buttando chissà che. Quando stiamo facendo appunto un regolamento base che deriva dal PAN, che sia il mio cognome, ma significa Piano Azione Nazionale. Noi abbiamo già fatto una delibera del 2016 che prevedeva tutta una serie di distanze, usi, il buon così, come si dice, buona attività agricola in campagna, e lo stiamo modificando, dando ai comuni la possibilità di integrare i attualmente regolamenti di pulizia rurale con distanze, siepi di bordura, non fare determinati tipi di colture vicino alle scuole, ai punti sensibili, agli ospedali, a dove ci sono punti di aggregazione, agli asili, eccetera, in modo da tenere, e lo stiamo discutendo col tavolo verde con i rappresentanti regionali di tutte le categorie che sono con me a costruire questo sistema, per dire ai sindaci sì, noi ci rendiamo conto che ci sono questi problemi, vogliamo magari tenere delle fasce tampone, vogliamo
tenere delle fasce bordate, distanza magari di impianto rispetto alle aree urbane, eccetera. Quindi ci stiamo ponendo anche questo tema e lo daremo a tutti i 585 sindaci del Veneto, quindi daremo questo regolamento tipo che può essere applicato e naturalmente dare anche più tranquillità a tutta la popolazione. Certo, ma su questo poi ci torniamo perché è sicuramente interessante. Ci fermiamo ora per una breve pausa di pubblicità, tra poco. Può far conoscere ai consumatori. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13. Riparto dal presidente di Coldiretti Treviso, Giorgio Polegato, perché come abbiamo detto proprio domani, venerdì 14, ci sarà la presentazione di un dossier sulla sostenibilità, fortemente voluto come abbiamo detto da Coldiretti, ma in collaborazione con una ventina di enti, tra cui la Regione e l'ULSS. Poi sabato ci sarà la prima vera giornata della sostenibilità a Conegliano, con una passeggiata aperta a tutti, no? Sì, una passeggiata pacifica dove appunto invitiamo tutti, dai nostri associati in primi e tutti quelli che sono vicini al mondo dell'agricoltura, che partiremo dal Cerletti per arrivare poi in Piazza Cima, ma il messaggio che vogliamo dare è comunque un messaggio di grande distensione e di grande disponibilità, perché sto cercando da tempo anche un colloquio e un incontro anche con i comitati, lo stiamo già facendo, per cercare comunque di trovare anche un punto di sintesi e di incontro, perché vogliamo collaborare dove è possibile, trovare anche dei punti d'intesa, perché parlando e cercando di un dialogo si possono trovare anche delle soluzioni, questo noi vogliamo, perché sappiamo di avere dei punti deboli, sappiamo che nel passato si possono anche aver fatto degli errori e per questo vogliamo confronto con i comitati per cercare appunto di capirci e di trovare un punto dove si possa veramente lavorare per migliorare la situazione attuale, sia per chi ci lavora come noi che ci viviamo nel territorio e anche naturalmente per chi ci vive e anche soffre magari certe situazioni. Perciò vogliamo con questa passeggiata dare un messaggio a tutti che noi ci siamo, ma vogliamo assolutamente convivere con tutti in maniera pacifica e costruttiva. Insomma, la Marca trevigiana aveva bisogno di una giornata della sostenibilità. Sì. Avete pensato proprio per questo? Sì, credo che ormai al di là delle polemiche che si sono create in questo periodo, ma vista l'importanza, abbiamo detto prima, no, i vari aspetti economici, sociali che rappresenta l'agricoltura trevigiana, è giusto che comunque si mostri anche la faccia, sia a disposizione del territorio per un confronto, ripeto, e perché noi ci siamo, abbiamo iniziato con un percorso virtuoso in termini appunto di una vera sostenibilità con delle certificazioni ambientali importanti che si chiamano SQNPI, che vengono raffigurate dall'APE, una certificazione che va incontro appunto alle esigenze del territorio e dell'ambiente, è ufficiale perché comunque è stata redatta dal Ministero dell'Agricoltura e perciò già tanti produttori hanno iniziato da anni questo percorso, ma soprattutto dall'anno scorso a quest'anno c'è stato un incremento serio e positivo, perché tutti vogliamo, oltre che a dire le cose, farle e metterle in pratica, sempre ripeto, con la massima attenzione a tutti e all'ambiente in primis. Benazzi, una passeggiata perché camminare fa bene, no? Camminare fa bene perché il moto fa bene comunque, difatti per vivere sani bisognerebbe fare 30 minuti almeno 3 volte alla settimana oppure 10.000 passi, diciamo, perché questo aiuta ovviamente a mantenere il metabolismo in ordine e quindi a mantenere anche il peso forma in ordine. È chiaro che il camminare va associato poi anche a una dieta bilanciata, perché certamente le due cose vanno messe insieme. Vanno di pari passo, certo. Il concetto di sostenibilità in agricoltura è un concetto sicuramente molto importante, anche perché se non ci preoccupiamo, diciamo così, in tempo del nostro territorio, insomma, gli effetti anche sulla salute umana ci sono, non a stretto giro magari, ma a lungo termine. Potrebbero esserci delle conseguenze, no? Certo, è chiaro che l'utilizzo, come si diceva prima, di certe sostanze chimiche che magari sono una classificazione dei prodotti cosiddetti cancerogeni possono creare evidentemente dei problemi. Però ecco, io ci tengo a ribadire, lo dico anche
perché mi sono fatto dare dei dati che, per rassicurare le popolazioni del posto, perché poi l'ULSS ha anche un obbligo insieme all'ARPAV sostanzialmente di rassicurare le persone, perché avendo a cuore la salute, allora per certi prodotti ci sono degli studi che dicono, per esempio glifosate, che potrebbero provocare anche un problema a livello di sistema nervoso, aumentando la patologia, la malattia di Alzheimer, oppure la sclerosi multipla, oppure il diabete, oppure malattie endocrine. E anche su questo noi siamo andati a indagare. Abbiamo preso un ampio spettro, cioè abbiamo preso 5 anni, che quindi sono, diciamo, il minimo per un'indagine epidemiologica, e siamo andati a vedere tutte le SDO, che sarebbero le cartelle cliniche delle persone che sono state dimesse all'ospedale, incrociando i dati, perché è tutto ormai un'anagrafica ovviamente elettronica, incrociando i dati per queste patologie: Alzheimer, diabete, malattie endocrine, insufficienza renale, malattie cardiovascolari, malformazioni congenite, Parkinson, sclerosi multipla e SLA, cioè tutte quelle patologie che potrebbero avere delle correlazioni con l'utilizzo di questi, chiamiamoli pesticidi. E siamo andati a vedere appunto la popolazione nostra di questi 15 comuni ricoverata in quegli anni, e abbiamo fatto un confronto con la popolazione degli altri ricoveri in provincia di Treviso, e abbiamo visto che nell'area di OCG abbiamo praticamente la stessa prevalenza, cioè in poche parole non esistono una numerosità maggiore né per il diabete, né per le malattie endocrine, né per l'insufficienza renale, né per il Parkinson, né per la SLA, né per la sclerosi. Ciò significa che sostanzialmente, per fortuna, queste sostanze che hanno queste caratteristiche, o potrebbero avere queste caratteristiche, quindi di patologia non oncologiche, ma comunque che vanno a colpire il sistema soprattutto nervoso, non c'è nessuna evidenza scientifica per quell'area là. Quindi quell'area ha la stessa diciamo, incidenza di qualsiasi altra area dove non c'è la viticoltura, quindi dove non c'era l'uso del glifosate, e questo ci dà una tranquillità, perché sappiamo che comunque abbiamo una popolazione che non ha questo rischio, e per noi è già un momento di soddisfazione, insomma. Quindi mi sembra di capire che i numeri che emergono ci dicono che non c'è un numero maggiore, certo, diciamo un numero così, maggiore in quelle aree che potrebbero essere più sottoposte, perché secondo letteratura e studi si dovrebbe avere un aumento di queste patologie, cosa che invece non avviene dai nostri studi, e questo, continuo a ribadire, ci fa capire che vuol dire che anche se ci sono stati fatti dei trattamenti, sono stati utilizzati, come diceva giustamente l'assessore, siccome sono costosi e siccome l'agricoltore è il primo che si mette in gioco la sua vita, sono stati utilizzati in modo veramente puntuale e preciso e non esagerato, perché andavano a mirare solo delle situazioni appunto che interessavano prettamente il vigneto e l'agricoltura. Voleva aggiungere qualcosa? Sì, no, questi dati ci confortano, ci fanno capire che comunque è chiaro che noi faremo uno sforzo ancora in più come mondo dell'agricoltura, perché ci rendiamo conto che siamo presenti su un territorio e lavoriamo e siamo parte della comunità, siamo parte della popolazione, quindi ribadisco che tutto il nostro settore sta facendo uno sforzo immane per portarci sempre di più verso un'agricoltura che è quella sostenibile, integrata e biologica, cioè, perché è quello che i mercati ci chiedono pure, perché se noi andiamo a vendere i nostri prodotti e siamo uguali a quei prodotti agricoli, il vino o il resto, l'ortofrutta che vengono fatti in America, in Africa, in Asia, noi ci disperdiamo su un mercato che quindi non riusciamo neanche a far capire la differenza. Noi siamo differenti perché abbiamo un territorio differente. Noi abbiamo le colline del Conegliano Valdobbiadene, ma abbiamo quelle del Soave, abbiamo quelle dei Colli Euganei Padovani, cioè abbiamo un'agricoltura di eccellenza, prodotti di eccellenza, e noi siamo la prima regione con prodotti certificati, la prima regione con appunto controlli funzionali, e si parlava di controlli di qualità eccetera, quindi tutto il comparto sta facendo questo sforzo. È chiaro che ci vuole il tempo per passare verso questo, e soprattutto dobbiamo vendere i nostri prodotti e il nostro territorio, che è patrimonio dell'UNESCO, la nostra storia, la nostra tradizione, insieme a dei prodotti che sono sempre più controllati e certificati
e naturalmente ci stanno spostando verso da un'agricoltura convenzionale sempre a quello che ci richiede il mercato, in prodotti sani, controllati e che non fanno male. Attenzione, perché questo è uno sforzo che costa soldi, costa fatica e investimenti importanti umani, e quindi tutto il nostro mondo si sta spostando qui, non solo la viticoltura, anche certo, tutto il resto. E se noi avremo una forza un domani e se avremo un futuro in agricoltura, sarà perché saremo diversi rispetto al resto del mondo, e quello è la nostra forza. E quindi veramente gli agricoltori stanno rendendo conto, e noi stiamo investendo moltissimo nella ricerca, nella sostenibilità, nella meccanizzazione, perché ripeto, stiamo sostituendo tutti quei vecchi irroratori a quelle nuvole di bianche che si vedevano nel passato. Adesso ci sono macchinari a recupero, antideriva, rispettosi della pianta ma anche delle comunità attorno, quindi vedete dei macchinari che costano veramente moltissimo, e quindi c'è un investimento anche delle imprese, ma anche perché c'è dietro la regione che sta spingendo verso questo tipo di mondo, quindi dobbiamo dirlo alla popolazione, perché a volte non abbiamo neanche il tempo per spiegare quello che stiamo facendo tutti quanti. Polegatto, prima di andare in pubblicità un flash, Sì. come recepiscono gli associati di Coldiretti Treviso questa spinta maggiore verso la sostenibilità, verso la qualità dei prodotti? Ma c'è una grande sensibilità su questo aspetto qua, anche perché lo diceva giustamente l'assessore Pan prima, ci sono i mercati che comunque chiedono, oltre che una necessità comunque al di là che tecnica e come dicevo prima di rispetto al territorio, ma anche un'esigenza commerciale, perché il fatto che comunque un prodotto abbia un valore aggiunto, che può essere appunto tutto quello che è l'attenzione alla sostenibilità, alla viticoltura, non fa altro che valorizzare un prodotto finale che sul mercato oggi è richiesto. Perché il consumatore è attento a questo aspetto qua, gli italiani e non solo, ci sono paesi nordici che sono attentissimi a questo aspetto qua e richiedono come minimo che un prodotto sia certificato, per poi valorizzare molto anche il biologico. Cioè, questo è un primo passo per arrivare poi a una viticoltura veramente di alto livello. Perciò dobbiamo metterci anche nelle posizioni per far sì che i nostri prodotti abbiano un interesse anche dal punto di vista dei mercati, perché poi sono quelli che valorizzano e che ci permettono oggi di poter offrire un prodotto anche interessante. Cioè, ripeto, è una concatenarsi di cose che il viticoltore naturalmente capisce e cerca anche appunto di valorizzare e di andare incontro al e mercato. di portare avanti, certo. Ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità, torniamo tra pochissimo, restate con noi. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13. Io riparto dall'assessore Pan, perché abbiamo detto il tema della sostenibilità è un concetto davvero centrale, molto importante, però sappiamo anche che da un certo punto in poi nel nostro paese, principalmente insomma, dagli anni 60, i sistemi produttivi non hanno molto tenuto conto dell'impatto che potevano avere certe pratiche sul nostro ambiente. Beh, guardi, adesso stiamo parlando di agricoltura e sembra che tutti i mali dell'inquinamento siano dovuti all'agricoltura, ma ricordo che noi arriviamo da una società agricola post bellica in cui tutti avevamo una stalla e una casa e avevamo i cavalli. Io mi ricordo se andava nei campi con i cavalli a tirar su il fieno dalle parti nostre, e poi è arrivata l'artigianato, è arrivata la grande industria, eccetera, quindi tanti inquinamenti che subiamo e abbiamo non sono del nostro mondo. Forse il mondo agricolo ha subito molti di questi inquinamenti dovuti ad altri settori, e dobbiamo dirci anche la verità, perché se poi abbiamo discariche abusive, se abbiamo pagato molto l'industrializzazione, no? Quindi anche l'inquinamento dei nostri fiumi, delle acque, quindi qui non entro in altri argomenti che ci sono, dai FAS fino a... quindi per carità,
stiamo parlando di sostenibilità nel mondo dell'agricoltura, ma dobbiamo parlare di sostenibilità a 360 gradi perché altrimenti non ci siamo. Ecco. Detto questo, io parlo per il mio mondo, parlo per il mondo agricolo, parlo di un mondo che comunque difende e tiene in ordine l'ambiente, perché senza gli agricoltori, immaginate il nostro Veneto se non ci fosse per un anno gli agricoltori che fanno quello che fanno, quindi lo spaccio dell'erba, il mantenimento dell'ambiente, la pulizia dei canali, dei fossi, cioè immaginate, lasciate incolto un anno il Veneto e vedrete cosa è. Quindi il ruolo che anche l'agricoltore non è solo quello di produrre beni e quindi cibo, perché noi produciamo cibo, non produciamo pezzi di ferro o biciclette o macchinari, cibo, e il ruolo dell'agricoltore è anche quello comunque sociale di mantenere l'ambiente, quindi dovrebbero essere pagati, e un giorno sarà così, come saranno per i pescatori in mare che faranno gli spazzini per tirar su tutte le plastiche che arrivano dai nostri fiumi, perché il mare sta diventando una discarica a cielo aperto, saranno pagati per il loro ruolo ambientale, cioè per essere lì che puliscono, che mantengono, eccetera, solo perché noi poi possiamo godere di questo paesaggio meraviglioso che è, perché questo è il primo ruolo. Secondo, poi ricordo tutto quello che l'agricoltore fa, che è quello di produrre comunque i buoni formaggi DOP, le nostre DOC, i nostri DOCG nel vino, l'asparago, il radicchio, senza questi prodotti non saremmo neanche caratterizzati come regione, quindi noi investiamo, ripeto, su questo, sulla sostenibilità, ma anche per mantenere in vita le nostre imprese agricole, le nostre 65.000 imprese agricole del Veneto. Noi siamo l'unico comparto che investe sui giovani perché i giovani riescano a restare in agricoltura, diamo 40.000 euro a fondo perduto per aprire un'azienda agricola o per la sostituzione generazionale. Non lo fa nessuno, non lo fa nessuno, lo facciamo solo noi. Per carità abbiamo i fondi europei, statali, però anche una grande fetta regionale, però noi crediamo in questo e crediamo che comunque il Veneto, al di là delle grandi industrie, al di là della grande operosità, non possa restare senza il comparto primario che dà 6 miliardi di prodotto lordo vendibile e altri 6 miliardi di agroindustria di trasformazione. E se andiamo a vedere i contoterzisti, la meccanizzazione agricola, i brevetti che noi facciamo e che abbiamo studiato in agricoltura, la ricerca eccetera, un terzo dell'economia della regione gira attorno al primario. Non me lo voglia la sanità, ma dopo la sanità ci siamo noi anche come comparto regionale, e quindi è strategica, è importante ed è soprattutto un'economia che mantiene il lavoro nei nostri territori. Certo. Legato, lei che il mondo vitivinicolo lo vive insomma, da un po', com'è cambiato insomma, questo mondo e com'è cambiata la figura dell'imprenditore in questo settore? Ma si è vista una trasformazione importante, soprattutto nell'area trevigiana se vogliamo, perché il Prosecco ha fatto sì che ha reso il piccolo produttore un imprenditore, perché magari ha aumentato la superficie, ha iniziato non solo a vendere l'uva ma a riavinificarla, poi anche a imbottigliarselo e mettere già sul mercato come prodotto, perciò ha creato una piccola filiera diventando un'azienda vera e propria. Ci ha dato una grande opportunità, ma questo non solo nell'ambito del vino, ma Treviso e tutto il Veneto è una grande dimostrazione che l'imprenditoria è molto attiva, non si accontenta di fare il minimo necessario, ma si ha l'ambizione comunque di porsi anche degli obiettivi e anche sfidare il mercato. Perciò c'è stato veramente un arricchimento da questo punto di vista importante in agricoltura negli ultimi anni. È d'accordo con quanto diceva l'assessore, no? Che chi lavora la terra, insomma l'agricoltore è anche un po' un guardiano, diciamo così, dell'ambiente? Beh, assolutamente, ci viviamo dentro, siamo i veri custodi, poi il lavoro che si fa con grande passione, con grande amore, perciò non si può non rispettare dove si vive. I frutti che si raccolgono sono frutti di tanto lavoro, di sacrifici, di passione che ci si mette, perciò questo non fa altro che dare ulteriore valore e l'impegno che tutti i giorni ci mettiamo è perché ci crediamo a quello che facciamo e perché vogliamo che anche i nostri figli domani possano vivere di quello che si fa oggi, anzi migliorando e cercando di dargli un ambiente che sia il più possibile sano, sostenibile e vivibile.
è un mondo di sacrifici, i giovani sono attratti ancora da questo mondo? Anzi, i giovani in agricoltura stanno aumentando come numero, come impiegati, perché c'è stata una riscoperta proprio della terra vista proprio a 360 gradi. Ci sono delle grandi opportunità, il Veneto in primis, Treviso ha dei prodotti dove veramente si possono creare delle attività vere e proprie, si può vivere bene e vivere anche in un ambiente proprio, con una proprietà che ti dà anche soddisfazione. Perciò io vedo tanti giovani anche qui a Treviso che, come dicevo prima, hanno voluto sfidare anche e voler crescere, hanno messo anche a disposizione delle risorse familiari per cercare appunto non di fare solo un prodotto fine a se stesso e andare a vendere al mercato, ma di trasformarlo, di confezionarlo, di presentarsi anche con un packaging anche accattivante e anche mettere la testa un po' fuori di casa, ripeto, non solo al mercato, ma sfidare anche e andare anche oltre a questo, e vedo che ci sono delle aziende che si stanno veramente mettendo in gioco, impegnando e stanno avendo anche grandi soddisfazioni. Benazzi, abbiamo parlato di quanto è importante, quanto attento sia il consumatore alla salubrità dei prodotti, alla genuinità dei prodotti, quindi c'è sempre una maggiore sensibilizzazione, diciamo così, in quello che mettiamo sulle nostre tavole. Sì, assolutamente sì, il consumatore in questi anni ha affinato molto ovviamente i suoi gusti e soprattutto ha cercato di vedere prodotti. Quando parliamo di prodotti a chilometro zero sono prodotti che chiaramente hanno un percorso di un certo tipo e quindi è una garanzia in più di avere un prodotto che magari non è stato in cellule frigorifere tante ore, che non ha fatto percorsi lunghi, quindi la scelta di cercare prodotti di agricoltura del proprio territorio è una scelta oculata, è una scelta che porta benessere e salute sostanzialmente, perché uno riesce a seguire la tracciabilità del prodotto in modo chiaro e preciso e quindi avere anche una garanzia che questo prodotto ha seguito una filiera corretta. Dopo sempre di più viene chiesto, ed ecco perché è importante l'etichettatura, viene chiesto dal consumatore sempre di più insieme alla tracciabilità la chiarezza nell'etichettatura, cioè dove ci sia scritto effettivamente la composizione del prodotto. Io vedo sempre di più, e vediamo noi che facciamo educazione nelle scuole, educazione sanitaria nelle scuole, che già a livello di scuole medie i ragazzi chiedono effettivamente i prodotti che ci sono all'interno delle confezioni, magari vedendo glutammato, cos'è il glutammato, cioè si informano perché sta nascendo sempre più questo interesse alla propria salute e al mangiare sano. Quindi è stato detto in modo correttissimo dal Presidente Polegato e dall'assessore Pam, oggi più che mai dobbiamo fare tutti sinergie insieme, perché siamo tutti consapevoli che la salute dei nostri figli è importante. L'importante è che vivono in una società dove ci si ammala meno, possibilmente, e devo dire, lo dico con una certa fierezza, lo dice anche il Presidente Zaia, il Veneto è la prima regione in Italia dove si vive meglio, dove si vive di più, ed è anche la seconda nel mondo dove si vive quindi rispetto a una nazione, cioè il Veneto si avvicina a una nazione che è la Spagna oggi, dove si vive meglio, si vive di più, e quindi voglio dire, questo ci dà una garanzia che migliorando sempre di più anche i prodotti che noi andiamo a consumare sicuramente andremo a allungarci la vita. Anche perché insomma l'interiorizzare quello che è uno stile di vita corretto, se si parte dal basso, come ad esempio con l'educazione nelle scuole, è sicuramente importante, no? Perché poi è un circolo, no? I piccoli imparano e portano a casa quello che si è compreso a scuola. Assolutamente, abbiamo dei riscontri positivi che quando noi spieghiamo, i miei collaboratori spiegano alle mamme che le patatine le patate vanno mangiate, patatine fritte vanno mangiate massimo una volta alla settimana, quando la mamma per far prima glielo propina 3-4 volte, il bambino dice mamma non è possibile, lo dice io non voglio più mangiarlo, perché mi è stato spiegato che non va bene, perché non è un prodotto dietetico, le cose fritte non sono un prodotto dietetico. E un bambino che rinuncia alle patatine fritte, insomma, si sta creando una cultura diversa, come nel bere si sta creando una cultura oggi, più che la quantità, oggi si vuole bere bene. E diceva giustamente, io non sono un intenditore, mi piace bere il prosecco ma non sono un intenditore, e diceva benissimo il Presidente Polegato, l'assessore Pam,
che oggi dobbiamo produrre bene perché la gente preferisce avere un prodotto di alta qualità, magari anche pagare qualcosa di più, ma avere un prodotto di alta qualità. Spesso e volentieri lo vedo, ed è una brutta cosa, che arrivano dei prosecchi da altri stati che di prosecco non hanno niente. Problema. Che di prosecco non hanno niente. Quindi credo che fare qualità poi alla fine paghi, perché significa salute, significa prodotto certificato e significa tracciabilità. Noi ci fermiamo per una ultima breve pausa di pubblicità, rimanete con noi. .org. Ben ritrovati in studio, ultima parte ancora in compagnia di Ore 13 in diretta. Riparto insomma da un tema che insomma, abbiamo sentito in questi giorni essere molto presente, perché le colline di Valdobbiadene sono candidate finalmente a patrimonio UNESCO. Come avete recepito insomma, questa novità? Beh, è stata intanto una grande soddisfazione che il Comonos abbia riconosciuto Conegliano Valdobbiadene con le caratteristiche appunto di questa grande certificazione. Poi non è ufficiale la cosa, perciò teniamocela ancora diciamo, in riserva. Comunque per noi è un grande risultato, ci mette anche comunque nelle condizioni di ulteriore migliorarci, insomma, perché soprattutto anche per quanto riguarda la ricettività della zona dobbiamo dare delle risposte importanti a un turismo che sarà un turismo di qualità, verranno da tutto il mondo a conoscere le nostre colline e vorranno trovare anche gli ambienti adatti per poter soggiornare, per poter mangiare bene, dormire e conoscere anche le realtà produttive della zona che devono comunque essere pronte a ricevere, come si parla, di qualche milione di turisti, perciò dobbiamo in primis noi aziende metterci anche nelle condizioni di fare un'ottima figura in questo senso, perché ne vale anche del nostro nome che ormai è internazionale. Perciò sarà una bella sfida ed è comunque una grande soddisfazione, un ulteriore valore aggiunto e di grande visibilità per il nostro territorio. Una sfida ma anche una grande opportunità per il territorio, dicevamo. Ah sì, assolutamente, perché oltre che avere tanti turisti in zona, ma farà conoscere in maniera anche con un canale importante, con una visibilità di qualità, un territorio che già comunque di per sé lo conoscono, perché il Prosecco oggi è un prodotto che all'estero sta avendo un grande successo, grandi riconoscimenti, però questo è un valore aggiunto sul territorio, perché qua non si parla solo della bottiglia fine a se stessa, ma dove viene prodotto il Prosecco. Queste colline straordinarie che hanno una storia, hanno tanto da raccontare, ma dobbiamo essere anche noi bravi a essere ambasciatori di un territorio che tanti vorranno conoscere, ma dovremo anche essere all'altezza di tutto quello che sono le aspettative. Assessore, per le imprese del commercio, del turismo, dei servizi, questa candidatura cambia notevolmente le prospettive, no? Ma certo, è una grande opportunità soprattutto per la provincia tutta di Treviso, su quella parte bellissima di queste colline, perché poi dove abbiamo avuto altri riconoscimenti dalle Dolomiti alle città d'arte, da Venezia al Palladio, all'Orto Botanico di Padova, per arrivare, questo è un riconoscimento di un territorio che è stato trasformato dall'uomo in tanti decenni di duro lavoro, che ha portato a questo paesaggio meraviglioso, e l'idea del nostro Presidente Zaia, che poi ha voluto lui di persona prendere in mano appunto questa opportunità e portarla avanti con un comitato importante. Dobbiamo ringraziare anche tutti i componenti del comitato scientifico, tutti coloro che hanno lavorato, i nostri dirigenti regionali e tutti comunque le università, cioè c'è stato il Veneto che la miglior parte del Veneto che ha lavorato su questo dossier, perché immaginate quanti, si parla di turismo, si parlava di opportunità, cosa significherà per il mondo dire che il vino prodotto in questa area è un'area protetta e riconosciuta dall'umanità. Cioè, forse non si è ben capito, per dirlo alla gente, voi con questo timbro sopra date a questo territorio, a questo prodotto, una certificazione che va al di là di tutte le altre certificazioni, che è la certificazione della tradizione, del lavoro, del paesaggio, dell'architettura, della nostra storia. Quindi
io penso che veramente sarà sicuramente per questo territorio una cosa straordinaria e avrà un ritorno assoluto per i prossimi anni, i prossimi decenni. È chiaro che bisogna avere rispetto ancora di più di questo ambiente e difenderlo e quindi sia i sindaci sia le comunità devono coccolarselo, perché una cosa così non ce l'ha da nessuna parte del mondo. Il governatore Zaia ha detto è un sogno che inseguivo da 10 anni. Noi in giunta spesso naturalmente il Presidente ci ha stimolato su questo, proprio quando parla di UNESCO e di Prosecco di Conegliano Valdobbiadene si accende proprio gli occhi, si accendono. E noi abbiamo lavorato tutti insieme per portare a casa questo risultato. Adesso sarà la conferma ufficiale, io penso sarà una questione proprio di tempo, ma veramente il dossier questa volta era perfetto e quindi veramente è stato un grande lavoro di una grande squadra e naturalmente di un grande capitano che è il nostro Presidente. Polegato, l'assessore dice è un territorio che se arriverà a questo riconoscimento ufficiale andrà ancora di più valorizzato, ancora di più protetto, tutelato, quindi insomma andrà ancora di più ad essere punto di riconoscimento del nostro territorio, dovremmo assolutamente tutelarlo. Su questo il consorzio del Conegliano Valdobbiadene ha fatto un grande lavoro di tutela, perché ha creato delle zone di grande rispetto dove saranno limitati tutti quelli che sono anche gli ampliamenti strutturali, dove non si potranno fare determinate opere edili, dove anche le stesse cantine dovranno mitizzare anche i serbatoi, perciò c'è da parte anche di noi produttori un mettersi in gioco, mettersi nelle condizioni per migliorare ulteriormente anche l'ambiente. E su questo è anche un sacrificio che vogliamo fare, perché chiaramente è un limite che ci poniamo, ma lo facciamo appunto per far sì che questo territorio meriti non solo oggi ma domani e dopodomani anche questo grande riconoscimento. Perciò è stato fatto un lavoro importante da anni e si è arrivati a questo risultato perché ci siamo posti dei limiti, ma perché vogliamo in primis noi essere all'altezza di questo. Assessore, è un territorio morfologicamente particolare, no? Con questi terrazzamenti e quant'altro, e quindi insomma anche da questo punto di vista bisognerà tener conto. Certo, e poi mantenere le terrazze e mantenere la viticoltura che è poi in gran parte fatta manualmente, perché poi non è che la meccanizzazione come avviene in pianura magari lì possa essere il fattore umano è ancora preminente e importante, quindi noi investiremo, stiamo investendo anche per il mantenimento poi di questi terrazzamenti, anche col piano di sviluppo rurale, la riconversione, la ristrutturazione viticola in quell'area, quindi il mantenimento del paesaggio e chiaramente poi nella promozione, perché poi bisogna promuovere continuamente questo territorio attualmente nei mercati esteri, nei mercati turistici. Ricordo che poi la nostra regione è anche la prima regione italiana per flussi turistici, 75 milioni di turisti avvengono qui in Veneto, quindi immaginate quello che è successo nelle Dolomiti, che adesso magari succeda quindi nel Conegliano Valdobbiadene, quindi bisognerà anche migliorare le strutture ricettive, la ristorazione, puntare sulla qualità, perché qui verrà praticamente il turismo migliore al mondo, quindi quello culturale, quello del turismo lento come lo definiamo noi, quindi le piste ciclabili, c'è da fare le ipovie, c'è tutta una serie di cose che sono messe in sinergia che comunque danno a questo territorio probabilmente quello che è il suo futuro, che è l'industria del turismo legato all'enogastronomia, cioè quello è il futuro di questo territorio e il resto poi viene di cornice, ma essere UNESCO significa questo, significa un territorio che è rispettoso delle proprie radici, delle proprie tradizioni, della propria architettura, naturalmente dell'ambiente, quindi anche è una risposta ai comitati, alla popolazione, alla preoccupazione che comunque
questa certificazione che si ha deve rispettare tutto questo insieme, quindi ancora meglio, sarà ancora più sostenibile. Certo. Direttore Benazzi, si parla di potenziamento e quant'altro, anche il sistema sanitario locale non può essere escluso, no? Perché proprio con una maggiore concentrazione anche di turisti la risposta da dare sarà, insomma, importante. Sì, sarà importante per due motivi. Il primo, per continuare ad essere partner di Coldiretti e naturalmente con la Regione, ARPAV eccetera, per il mantenimento di questa sostenibilità che è fondamentale, e diciamo anche il ruolo che ha l'ULSS di garanzia alla salute ai cittadini, che è un po' quello del controllo della filiera eccetera. Dall'altra parte sì, perché arrivando chiaramente più turismo vanno potenziati soprattutto i servizi di emergenza e soprattutto i servizi ambulatoriali, dove che dobbiamo dare alle persone la possibilità di comunque di poter star bene nel momento in cui ha qualche patologia, di poter essere preso in carico. Quindi sì, credo sia un lavoro di filiera importante, di squadra. Certo. Siamo in chiusura, io ringrazio di essere stati con me Giorgio Polegato, Presidente di Coldiretti Treviso, grazie, Francesco Benazzi, Direttore Generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, e ringrazio anche l'Assessore all'Agricoltura della Regione Veneto, Giuseppe Pan. Grazie. Grazie anche a voi di averci seguito da casa, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Ore 13. Arrivederci.